Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Era ricercato dal 1997, Santo Ligora, 51 anni, associato alla cosca Morabito di Africo e tra i 100 più pericolosi. È stato arrestato oggi dai carabinieri di Reggio Calabria in un blitz a Platì. Latitante da 13 anni, l'uomo accusato di associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persone ed altro, si nascondeva in un fabbricato rurale, pertinenza dell'abitazione dei coniugi Rosario Agostino, 48 anni, e Domenica Morabito, 41, tratti in arresto per favoreggiamento personale aggravato. Nel corso dell'operazione è stato individuato anche un bunker. La Procura della Repubblica di Locri, su segnalazione dei carabinieri, ha disposto il sequestro della cartella clinica relativa al parto di un feto morto avvenuto nella struttura di ostetricia e ginecologia. La direzione strategica dell'azienda sanitaria numero 9 di Locri ha inviato una nota al dirigente generale Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Andrea Guerzoni ed ha istituito una commissione di verifica. Sono fissati per oggi pomeriggio alle 15 nella parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù a Rossano i funerali di Mattia Vitale, il bambino di 2 anni, morto sabato scorso dopo aver ingerito un tarallo. L'autopsia eseguita ieri sul corpo ha appurato che è stato proprio un pezzo di tarallo a soffocare il piccolo e non una crisi asmatica come si era pensato inizialmente. Dopo tante peripezie è arrivato il sospirato lieto fine per i 135 neoassunti al Consiglio regionale. Ieri infatti c'è stata la firma dei contratti di lavoro avvenuta nell'Auditorium Nicola Calipari, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico e del Vice Alessandro Nicolò. Il costo dell'operazione ammonta a 7 milioni di euro. Il felice esito della vicenda è arrivato dopo una serie di docce fredde che avevano messo a rischio in più occasioni il diritto acquisito dai 135 vincitori di concorso. Il PM Pierpaolo Bruni della Procura della Repubblica di Crotone ha disposto nuove perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sull'eolico. In particolare si aggrava la posizione di uno degli indagati, Domenico Antonio Vulcano, dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Melissa, che oltre all'accusa di abuso d'ufficio deve rispondere anche di corruzione per una sospetta assunzione di un suo parente nell'azienda che realizzò il parco. L'altro indagato nel filone crotonese dell'inchiesta è Leopoldo Greco, responsabile dell'ufficio tecnico di Strongoli. L'assessore regionale ai programmi speciali Fabrizio Capua ha incontrato ieri, prima dell'inizio del Consiglio regionale, i rappresentanti di Union Camere e dell'Istituto per il Commercio. Scopo dell'incontro è stato quello di mettere a conoscenza delle organizzazioni le linee di indirizzo dell'assessorato con l'obiettivo di unire le forze e di lavorare con sinergia. Oggi inoltre l'assessore Capua incontrerà a Palazzo Alemanni a Catanzaro il presidente di Confindustria Calabria, Umberto De Rose. È stata riaperta al traffico nelle prime ore della notte scorsa la carreggiata sud del tratto dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, compreso tra Cosenza Sud e Rogliano, chiuso ieri sera a causa di un incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante. Le attività di rimozione del mezzo sono state più lunghe del previsto, poiché il camion si era ribaltato e subito dopo è andato in fiamme. Intanto non è stato ancora rintracciato l'autista, identificato si tratterebbe di un 50enne della Campania. È stata un'accoglienza davvero trionfatore quella riservata al premio Oscar calabrese Mauro Fiore al suo arrivo nel paese natio, Marzi, in provincia di Cosenza. Ad accogliere il direttore alla fotografia di Avatar c'era l'intero paese che lo ha atteso in piazza con tanto di inno nazionale e fiumi di spumante. In mattinata Fiore era stato ricevuto anche dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Questo invito aveva fatto saltare l'incontro alla provincia di Cosenza. Presso la chiesa matrice di San Giorgio Morgeto si è svolto il convegno dibattito Sport e Legalità, organizzato dalla parrocchia Maria Santissima Assunta. Durante l'incontro si è parlato di sport come una scuola in cui si può e si deve educare a stare in compagnia, puntando nello stesso tempo alla crescita comunitaria. Sottolineato l'aspetto educativo dello sport e la conoscenza delle regole. Tra gli ospiti il presidente del CONI della Regione Calabria, Demetrio Praticò.